chiarire la posizione di Adriano Cappellari. Questo evidentemente in una logica collaborativa. Credo che ci sia spazio per collaborare e per poter definire quanto prima questa vicenda. L'avvocato Roberto Rigoni Stern, difensore del ventenne cronista Adriano Cappellari di Enego, assurto mercoledì scorso alle cronache nazionali come simbolo negativo per il finto attentato e il coinvolgimento della premier Meloni e del prete anticamorra Don Maurizio Patriciello, con l'obiettivo di diventare famoso, ha le idee ben chiare. A breve incontrerà il PM Alessia Grenna, con la quale valutare uno schema di giustizia riparativa per recuperare il ragazzo nell'ottica dello spirito della Costituzione. La giustizia riparativa non cancella i reati di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, né sostituisce il processo, ma offre a Cappellari un percorso riabilitativo parallelo fondato sull'assunzione di responsabilità, sul dialogo e la ricomposizione del danno provocato alla comunità. Il percorso di giustizia riparativo, che è una novità del 2022 introdotta dalla ministra Cartabia, potrebbe rappresentare per il ragazzo l'occasione per il processo di ricostruzione della fiducia. Ecco perché l'avvocato Rigoni Stern conclude. Francamente la grande spinta, come dire, mediatica di questo fatto ci ha portati in primo luogo a concentrarci sulla persona di questo ragazzo, un ragazzo giovane, è un ragazzo che deve essere tutelato ed è un ragazzo che deve essere supportato.